sono giù perché Fioi sembra veramente finita l'epoca d'oro cubembiana. Alla Cleveland, ancora LeBron James, MVP. Matricola Jokic, Sloan sesto, LeBron difensore, migliorato Austin Rivers e ok, Albo d'oro. Atlanta Hawks vince il titolo NBA con Bargnani. MVP delle Finals, capi classifica Lega, Durant punti, rimbalzi Love, scusate, assist Rondo, palle rubate Rondo, stoppate Ian Mahib, minuti Harden e va bene. Il problema ragazzi è che la rosa, cioè abbiamo ancora fuori purtroppo Howard. Che cazzo sto facendo? E ci siamo? Grazie. Veneziano, Lavin, Staley, proprio non sai che cazzo sia, sinceramente. Griffin e Drummond. Purtroppo Howard è ancora ai box, non so per quanto. Benissimo. Non potevo neanche quindi toglierlo per riscambio, un casino. E i roster sono questi. Veneziano cala ancora. Sembra finita per il talentissimo. 19 anni nei pro, signori. Ha vinto tutto, ma non ce la fa più. Non ce la fa più il cuore. Soliti forti Cleveland, ma non vincono nulla. Boston crollata, che c'è Conley. Clippers, niente di che. Atlanta, buona squadra. Miami arriva a gallinare, ma la squadra comunque giù. Orleans, buoni. Utah, buoni. Sacramento, li ho visti peggio. New York, benino. Los Angeles, che hanno mezzo Chicago con Lopez e Bogdanovic, però anche Los Angeles deve svegliarsi. Orlando nulla di che, nulla di che. Soffermiamoci su, vabbè, i Nuggets ovviamente sono di nuovi favoriti. Poi abbiamo i Thunder che Harden, Westbrook, sempre una squadra molto solida che è Leonard. Carmelo Anthony va a Minnesota. E ragazzi, Golden State, Curry, Durant, Thompson, Iguodala, Green. Squadrone mostruoso. E niente, raga, saluto il commentario veneziano. Ci becchiamo con il prossimo video. Ciao! Raga, è tornato Howard e siamo un po' migliorati. 50-24. Dai, non male. Ma no, ma che cazzo? Ciao. Ok. In realtà non ho finito. Cazzo, pensavo di essere arrivato, no, sono andato. È ufficiale. È tutto regolare. No, dai, stagione molto migliorata con Howard, eh? Dai, ci sta, ci sta. Ok. Stephen Curry, MVP. Ciao LeBron. Carl Anthony Towns, matricola. Mac Butler, sesto uomo. LeBron, ancora difensore. Mac Butler, giocatore migliorato. Eldon Bailey, Jerry Temple. Andiamo. Ok ragazzi, siamo con Atlanta, con i campioni NBA. Che bella notizia, signori. Però ritorna Howard, quindi può essere veramente importante. Speriamo. Howard ci può dare quel boost. Tanti dicono che l'abbiamo fatto le 3 vittorie consecutive proprio perché mancava Howard, chissà. Vediamo se Veneziano riesce a inventarsi un nuovo capolavoro. Intanto i campioni del NBA stanno prendendo le bombe. No, ragazzi, se era solo per Howard, però cicco come un porco. Cicco veramente come un porco lodro. Attenzione, partita all'ultimo. Entriamo. Vai. Perdiamo di 4. E qua la sbaglia. 1 su 2 all'Atlanta. Vai Kume. Il Kume è calato a 94 adesso. Recupera Levin. No, ancora il Kume.
Mamma mia. No, questa la perdiamo, ragazzi, questa la perdiamo. Per uno però alla fine, vai. Non ci ho creduto. Non ci ho creduto, Beppe. Non ci ho creduto. Ok. Vediamo, speriamo di non avere la rimonta balorda. E voglio andare al secondo turno dopo l'eliminazione del primo turno con i Brooklyn dell'anno scorso. Sì. Signori, Chicago è tornata, incredibile. Simula turno. Cleveland ancora saluta. Denver c'è, Oklahoma c'è e Golden State c'è. Quindi le big ci sono tutti. Da me Milwaukee può rompere i maroni, secondo me. E ancora i Nets, però no, fiori, sono la mia bestia nera. Bestia nera cumendiana. Siamo all'overtime, signori. Siamo all'overtime di gara 1. Incredibile. Allo United Center. È cambiato il campo. Eccolo qua, ancora il cume esiste. Ancora il cume c'è, signori. Defense. Grande Howard, peccato, peccato. C'è tensione, Chicago vuole la rivincita contro i Brooklyn Nets. C'è sto Stanley, che bello avere Stanley Tucci. Subito prima partita già durissima. Fuori, 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 dai. Il cume. Mamma mia, però il cume ha ancora una classe, ragazzi. Punti 35 per Blake. Chicago ancora un'ottima squadra con Howard, senza Howard cala. Bello. Capella, signori. E a pezzi il Kumel è all'overtime, ragazzi, ancora, però gioca ancora, distribuisce assist devastanti. 37 punti per Blake Griffin, che sta veramente dominando la Lega, ragazzi. Guarda come difende ancora Veneziano, ragazzi. Howard, dopo una rottura del crociato che l'ha tenuto fuori 1 anno e mezzo. Brutto, ma Howard, grandissimo. Chicago non molla. Cioè, Veneziano ha il sogno di fare i 10 titoli NBA, ma sembra fantascienza. No, peccato. Speriamo non sia un errore pesante. E sempre Howard, bravissimi. Sembra la Chicago dei 2 titoli consecutivi. Ancora Howard, Griffin, Stanley. Ma cosa fa? Ma il cuore veramente fa assist in maniera atrocissima. Adesso ovviamente forse si dedicherà più agli assist, il Fume è stanco, ragazzi, 38 anni per il talento, anzi 39. Il tassametro dell'età corre. Fallo su Veneziano. Che mattone, ragazzi.
Che mattone. Yes. Dai che andiamo a vincere, vinta. Ok. E intanto gara Ones è mia. Hai fatto una grande rimonta anche per arrivare all'overtime. Adesso vediamo, è chiaro che non pretendo di vincerle tutte, infatti. Qua arriva una sonora sconfitta. Sì. 1-1, fattore campo. A Brooklyn purtroppo. Qua grande partita però, fattore campo torna a noi. Griffin è la stella ragazzi, Dai che possiamo ancora dire la nostra. Forse il canto del cigno non è stato con Los Angeles. E ancora vittoria 3-1 Fioi. Ma Cleveland che questa la perdiamo. Cleveland che delusione ragazzi. No madonna. Sì! E si va alle finali. Tanto i Thunder sono in finale. A Denver crolla. Jokic ancora non è pronto forse. Golden State, Oklahoma, Chicago, Milwaukee. Ci sono i Milwaukee del buon Attentocumpo, perché Attentocumpo, per me sarà sempre così, Attentocumpo. Prima prendiamo le mie idee che il cambio generazionale c'è. Attenzione però, non molliamo signori. C'è anche Derrick Rose ragazzi, Che partitona con Milwaukee signori. Sarà bella sta finale NBA, cioè sta finale di conference scusate. Veneziano sempre al suo posto a 39 anni suonati. No ragazzi, Blake senza senso. Blake senza un senso logic. Howard là però. Brutto errore del Kuma. Cioè sì, delle di Howard. Ancora stoppate però. Milwaukee in vantaggio 1-0, non possiamo perdere anche questa. 8, 7. Vai Blake? Non ci credo. Altro overtime. Pazzesco, 0-7 si inventa il capolavoro. No! L'ha messa? No. Rapporto ufficiale. Vediamo. Ma. Proprio all'ultimo. Quindi? Mamma mia, c'è andata di culo. C'è andata di culo, ragazzi. Mamma mia, c'è andata di culo. Ancora vivi, c'eravamo sul 2-0, forse era finita. Abbiamo ancora una chance. No.
E la vinciamo agli overtime. Siamo distrutti, ma la vinciamo agli overtime, cazzo. Bravi. Mamma mia, che bavosi. Siamo stati bavosi qua. Tanto Golden State sta dominando. Però Milwaukee è un altro passo. Non siamo lontani. Ciao. Sì, il cambio generazionale si sente adesso. Troppo forte Milwaukee. 1-3. Vediamo se Chicago ha una botta d'orgoglio, ma la vedo duretta. Quantomeno ce la stiamo un po' più giocando adesso. Ma... 10 punti. Attenzione, ancora overtime. Ancora overtime, è pazzesco. Ancora overtime. Non ha senso. Più 1 Milwaukee. È una cosa impossibile, il Cume non ci credo. Non ci credo. Primo vantaggio questa sera proprio all'overtime. Vediamo una cosa, che questa deve essere... Aspetta, riusciamo un attimo. Ecco. Se possiamo cambiare visuale. Aspetta un attimo. Scusate un attimo. Ma ragazzi, ancora più una Milwaukee. 3 euro per Milwaukee. Il passaggio di consegne sembra ormai secco. Attenzione, errore forse decisivo di Howard. Eccolo qua ancora, vuole schiacciare su Veneziano, ancora lo fa. Veneziano applaude, bel gesto del Cuban che capisce che sta facendo il possibile, però agli overtime già non so quante volte in sti playoff. Sbaglia tutto il Cuban. Stanco Veneziano, giustamente, è distrutto il Cuban. Bravo Howard, botta di Howard. Ci prova il Cube, ancora erroraccio, non ce la fa più il Cube. Vabbè, è finita ragazzi, è finita. Possiamo anche andare. Peccato. Veneziano saluta alle finali di conference. Vediamo. Milwaukee, bellissima questa. Vince però Golden State. Ragazzi, il ciclo Golden State non è finito. Kevin Durant, MVP delle finals. Bene per loro. Ritiro giocatori. Tracy McGrady, Vince Carter, Sean Marion, Dalton Brand e tanti altri. Andrei Kirilenko. Era un po' così di Kirilenko. Hall of Fame, Tracy Elton, Sean Vince. Ritiri maglie, Tracy McGrady, Sean Marion. Cambiamenti storici, riunioni lega, lotteria draft. I Pistons comandano. Ragazzi, Chicago era veramente finita dal punto di vista di motivazioni e soldi. E Veneziano va a Phoenix. Ragazzi, chiudiamo dove abbiamo iniziato, non col Cuba, ma con la serie. E ci sarà anche una super bomba per il prossimo draft. Intanto, ragazzi, questa è la squadra. Siamo tornati a Phoenix. Che bello. Portiamo a casa Lavin, Wiggins che c'era già, Porzingis che c'era già e Cousin.
Eccola qua, questa è la squadra. Comunque non è male. Veneziano scende a 92. Mamma mia. Il Cume è da 20 anni in NBA, ragazzi. Non molla Veneziano. 39 anni. E saranno 40 barrette tra poco. Andiamo a vedere un attimo le notizie Lega. Golden State, vabbè, MVP, Curry, matricola, abbiamo visto, sesto uomo, difensore, ragazzi, LeBron James sta tipo vincendo, scusate un attimo, madonna, 1, 2, 3, 4, 5, cioè veramente vinto tutto a livello di difensore dell'anno. Albo d'Oro rivince Golden State, porta a casa il secondo titolo, ha fatto comunque 3 finali in 6 anni, molto bene. Punti partita Bradley Beal, rimbalzi Hassan Whiteside, assist Mike Conley, pari rubate Mike Conley, stoppate Joel Embiid, minuti Kawhi Leonard, punti Bradley Beal. Ok, perfetto. I roster sono un po' cambiati, ma non troppo. Abbiamo sempre un buona Oklahoma Thunder. Vediamo insomma le più forti. Rubio passa a Portland. Durant, Curry, Thompson, Gortat, Webber Jr. È un po' cambiato Golden State. Harden è a Charlotte. Irving, Davis, James. No, ho sbagliato, scusate. Davis, Antetokounmpo, qua sì, madonna ragazzi. Milwaukee è una bestia, ha perso la finale ma sono forti. Vediamo Chicago come è rimasta con Griffin, Drummond e dopo tutti i giocatori nuovi per la rifondazione Bulls. Soliti Cleveland. Conley, bel giocatore questo, però già un po' avanti. Atlanta sempre in Bargnani, l'uomo simbolo. E poi via via tutti gli altri, anche loro, Madonna, Los Angeles, ragazzi, è completamente da rifondare. Raga, saluto il commendatore veneziano. Next season, Phoenix Suns. Ciao!